Pronti? 1, 2, 3. Buono stavolta il segnale con Pensiero Adri alla corda che viene attaccato da Upper FKS, che passa al comando, quindi l'allievo di Enrico Stefani. Poi vediamo al largo il numero 4 di Arta Terme Jet con Salvatore Valentino, intanto 15-8 i primi 200 metri. Vediamo le scelte tattiche con Arta Terme Jet, che è la nuova battistrada, e tenta probabilmente la fuga, mentre rimane nella posizione più scomoda Ulder Norfro. In terza ruota Avica Chuck SM, intanto 36 primi 400 metri per la figlia di Ken Worketing, intanto desiste Avica Chuck. Vediamo Antonio Greppi che avanza al largo con Vortice Leo, che è partito bene dal secondo nastro e è ora già ai fianchi dei primi 600 metri in 47 scarsi, con Vortice Leo che affianca Arta Terme Jet, poi Upper FKS a precedere Pensiero Adri, poi il numero 6 di Velvet Lux. Tanto il giro in 1-1-7 con sempre in vantaggio Arta Terme Jet. Vortice Leo si sistema ai fianchi di Upper FKS, mentre avanza all'esterno anche Augurio P con Maurizio Cheli, che ora si sistema in seconda pariglia a prendere un po' fiato dopo il primo chilometro in 1.17.3. Secondo passaggio davanti alle tribune, sempre Arta Terme a condurre, con seguita dal Sauro Upper FKS, di fuori Vortice Leo, poi ancora Augurio P, anche Roberto Vecchione avanza con Athos Griff, sempre Pensiero Adri terzo alla corda. Arta Terme Jet conduce, Vortice Leo ora potrebbe anche sistemarsi secondo, perché Upper FKS non tiene il ritmo della femmina di Salvatore Valentino. Frazioni in 14-9, retta di là con Arta Terme Jet che precede Vortice Leo, che però si butta di galoppo ai 500 finali, quindi lascia il secondo posto ad Augurio P, che però non ha ancora completato 15, il sorpasso. Vortice Leo, Avanza così Athos squalificato. Griff all'esterno, ma intanto Salvatore Valentino ha preso vantaggio importante con la figlia di Ken Worketing. Siamo ormai a 200 metri dalla conclusione, l'ultima curva viene passata in 15-1, si getta di galoppo anche Athos Griff. Arta Terme Jet a vantaggio 12, decisivo, Athos Griff, ormai la lotta è solo squalificato. per il secondo posto. Arta Terme Jet viene a vincere nettamente, secondo posto per Velvet Lux a precedere Auguri P, Tildemati e Upper FKS. 1.16.7 la media al chilometro per Arta Terme Jet. Salvatore Valentino alla guida al training per il signor Christian Venturelli, la figlia di Ken Worketing, e Nagasaki Jet da battistrada ha tentato la fuga con successo, la rivediamo vincere molto bene dopo una serie di prestazioni forse un po' sfortunate. La femmina oggi ha vinto molto bene, riceve i complimenti da parte del driver napoletano. Vediamo per il secondo posto il numero 6 di Velvet Lux con Manuel Pistone, che era un outsider, poi terzo Arguri OP, mentre Tildemati coglie il quarto davanti a Upper FKS. Tutto per la giornata di oggi all'Ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento ovviamente per domenica prossima 26 settembre per il Gran Premio Continentale.